Ore 6, via Trissino. Come ogni mattina Enrico Gianotti, settantenne fratello di Roberto, apre la sua cartolibreria all'angolo con Borgo Casale. Come sempre a quest'ora attende l'arrivo dei giornali. Ad aspettare l'apertura del negozio questa volta però anche due soggetti che si fingono clienti, ma poi minacciano l'uomo con una mazza da baseball e gli intimano di consegnare l'incasso. Era un nordafricano, probabilmente un algerino o tunisino. Però parlava in dialetto veneto, così mi ha detto Enrico. E l'altro italiano forse? E l'altro forse italiano. Sì. Travisati. Però non ha mai parlato l'altro, perciò... No, erano molto scoperto. Uno aveva una felpa con il cappuccio indossato e sotto la felpa nascondeva la mazza da baseball. Sono presentati subito così con... No, prima hanno preso sono fatti mostrare 2 o 3 articoli, hanno preso uno zaino e dopodiché invece si vede che ha tirato fuori la mazza da baseball, gli ho detto di stare da una parte e nel frattempo hanno rovistato tutti i cassetti, il registratore di cassa e dopo hanno guardato nelle tasche di Enrico. 60 euro era il denaro in cassa, ma sfortunatamente con sé Enrico aveva anche 1500 euro in contanti che avrebbe dovuto depositare in banca. I malviventi gli hanno strappato il malloppo minacciando l'uomo. Gli hanno detto di non fare denuncia alla polizia, che altrimenti sarebbero tornati a vendicarsi. Ecco. Suo fratello ha rispettato. Beh, la denuncia sì, è doveroso farla, insomma, non si può fare a meno. Certo. Se si lasciano passare tutte queste cose così. Un fatto grave che si ripete dopo una settimana dalla rapina alle percosse al titolare della pasticceria Soraru, ma a tremare ora non è più solo il centro storico. Come adesso c'è paura dopo questo fatto? Insomma, più che altro che il quartiere è diventato un po'... hanno chiuso tanti negozi, hanno chiuso la pizzeria, perciò la sera e la mattina presto c'è il deserto, non c'è niente, nessuno. Quando chiudo alle 7:30 è tutto chiuso qua. Domani vediamo, magari vengo anche io, veniamo in 2.